Quest'anno troveremo il Presepe delle Colline, realizzato da Pietro Colmellere, un ragazzo giovane perché ha solo 25 anni, che utilizzando la legna che era stata scartata dopo la pulitura delle mura attorno al castello è stata invece riutilizzata per fare queste opere che rappresentano il presepio, la natività, ricordando un po' le forme delle nostre bellissime colline. Tutto questo è stato messo nel nostro teatro tenda, che è molto grande e si adatta anche a queste, esposizioni. C'è una carrozza, abbiamo messo la paglia che ricorda i profumi di una volta. Nello stesso tempo siamo stati contattati dal Rotary Club di Belluno, che assieme al Rotary Treviso Piave ci hanno chiesto la possibilità di presentare una mostra sull'acqua, una mostra che spiega l'importanza e la validità dell'acqua in questo mondo, ed è molto interessante, devo dire che l'ho guardata con molto interesse. Nella nostra chiesetta di San Martino c'è un'esposizione che ricorda un carissimo artista, nostro amico Antonio Lavina, che ha esposto le sue opere nel 2019 e che è mancato a marzo di quest'anno. Gli dovevamo un ricordo e abbiamo deciso di farlo con le sue opere e con i suoi amici artisti della Tavolozza. Questo per dire che Castelbrando non è solo un hotel, non è solo ristoranti, non è solo banchetti, non è solo un centro benessere, ma è anche cultura. Cerchiamo di ricordare che si possono fare tante cose oltre ad avere una struttura storica. Nella struttura storica, dove ci sono già delle cose molto importanti, delle aree museali eccetera, si possono comunque portare altre opere, altri artisti. Un plauso a Castelbrando per questa iniziativa, che è l'ennesima iniziativa di un territorio turisticamente vivo ed attivo che coinvolge il territorio e gli artisti locali. Scontatamente ci sono stelle a Natale, siamo partiti ieri, anche qui un grande lavoro della Proloco e di tutti i volontari, quindi vi aspettiamo a Cison di Valmarino perché le iniziative non mancano. Presento soprattutto la retrospettiva del dottor Antonio Paolo Lavina, che è un caro amico dei proprietari del castello e che qui ha lasciato un ottimo ricordo soprattutto come direttore e presidente della Tavolozza Trevigiana. Quindi una storia lunghissima di una persona che ha cominciato come allievo di figura, di disegno nel mio studio e che poi si è lanciato verso l'arte astratta, esplorando soprattutto i mondi che sono nascosti dentro i misteri della tela, della materia, lo splendore anche dei lustrini perfino. Addirittura l'aggiunta sulle sue tele degli objet trouvé, quindi una tromba innestata su un catorcio di colori, il recupero soprattutto della tradizione antica abbinato a una tradizione che è quella ormai quella spaziale, perché dobbiamo dire che i suoi altri mondi si innestano poi su quelli degli amici vicini che espongono assieme a lui. Infatti nella stessa chiesetta sono esposte le opere di molti scultori che vanno dalla tradizione del legno e del marmo fino ai materiali più innovativi come addirittura il polistirene. Ci sono gli objet trouvé come il conservatore del bosco, oppure altri scultori che hanno esplorato soprattutto le immagini degli angeli. A proposito, Arianna Gasperina in questo momento sta esponendo 3 delle sue grandiose statue nel presepio in piazza San Pietro. Quindi abbiamo anche dei personaggi straordinari in questa nostra esposizione. Poi solo nelle sale di Raffaello sono esposti gli amici della Tavolozza Trevigiana che esplorano tutto il mondo del figurativo, dell'astratto e anche del contemporaneo più avanzato. La mostra Water is Life, Acqua e Vita, nasce dalla collaborazione fra 3 realtà: l'Onda Blu, la società di gestione delle piscine comunali di Santa Giustina e Piedavena, l'associazione Insieme si può ONG di Belluno e l'Istituto Canossiano di Feltre. Insieme nel 2017 abbiamo organizzato questa mostra che è itinerante, che cerca di spiegare l'importanza dell'acqua quale bene prezioso, dando delle informazioni dal punto di vista artistico, poetico all'inizio nei primi pannelli,
per arrivare poi nel significato più importante, ovvero sia che viviamo in Italia, quindi abbiamo la fortuna di avere l'acqua, però anche questo inverno, quest'estate ci siamo accorti della siccità, quindi non è garantito che per sempre abbiamo l'acqua. E con questi pannelli si cerca di cogliere l'attenzione delle persone su una coscientizzazione su questo bene prezioso, che deve passare anche nei nostri atti quotidiani, nell'usarla meno, sprecarla meno, durante la doccia, nel preparare la pasta, eccetera. Ci sono alcuni pannelli molto significativi che rappresentano questo tipo di concetto. Su 100 gocce d'acqua che ci sono nel mondo, solo 3 sono di acqua dolce, solo una è di acqua potabile. Quindi dobbiamo valorizzare questo bene e quindi la mostra ha questo scopo. Quindi a Castelbrando le persone possono vedere la mostra, che è sostenuta anche dal Rotary Club Treviso Piave e patrocinata dal Rotary Club di Belluno.